Un 51enne di origine indiana è stato arrestato dai carabinieri di Valdagno accusato di sequestro di persona aggravato. L'uomo avrebbe chiuso in casa da oltre una settimana la figlia 22enne perché non accettava la sua relazione con il fidanzato, sempre di origine indiana ma appartenente ad un gruppo sociale diverso. La sua sparizione era avvenuta in circostanze sospette, tanto che il fidanzato aveva presentato denuncia ai militari dell'Arma, raccontando che la ragazza anche aveva improvvisamente dato le dimissioni dal posto di lavoro nonostante avesse recentemente avuto una promozione. A sbloccare la situazione una brevissima telefonata della giovane che, approfittando di un momento di distrazione del padre e utilizzando un vecchio cellulare, era riuscita a contattare il fidanzato descrivendo la sua condizione e a lanciare il suo grido d'aiuto, circostanza che ha portato il ragazzo ad allertare immediatamente i carabinieri che venerdì hanno deciso di fare irruzione in casa. La segnalazione è stata determinante per consentire ai militari dell'Arma di svolgere immediati accertamenti, non conoscendo le reali condizioni della ragazza. Ciò ha permesso alla Procura della Repubblica di Vicenza di emettere un decreto di perquisizione. L'attività è stata svolta presso l'abitazione dove la ragazza viveva unitamente al padre. Nel corso della stessa sono stati acquisiti elementi che hanno confermato quanto esposto in denuncia. Ne è così scaturito l'arresto in flagranza del padre. Incubo finito per la ragazza che è stata trovata in buone condizioni fisiche. I militari l'hanno accompagnata presso un centro antiviolenza per poi essere collocati in una struttura protetta ed essere seguita dai servizi sociali. Il padre è stato subito posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, regime confermato dall'autorità giudiziaria che sabato ne ha convalidato l'arresto.